Ciao da Nicoletta, ecco la pillolina dell'inizio anno, parlo di calabroni. Perché? Perché chissà che il calabrone a livello proprio fisico non potrebbe volare, perché la sua struttura, il suo peso, la sua dimensione rispetto alle ali è sproporzionata, quindi le ali sono troppo piccole per sollevare un peso così grande, eppure vola. E perché il calabrone vola? Perché non sa di non poterlo fare, questo è un po' quello che si dice in natura. E quali sono le cose che ti potrebbero portare a essere un calabrone? Incosciente, nel senso che non sa, perché noi spesso non facciamo certe cose perché pensiamo che siano al di fuori della nostra portata, perché ci riferiamo agli altri, pensiamo a ciò che gli altri sanno fare e ci riferiamo a tutti loro. Ti voglio fare un esempio, sono proprio qui a Lugano e ho con me, aspetta un attimo, lo prendo. Vedi? Questo è il libro, è un bel librone, Questo è il libro che mi ha portato a fare il corso di memoria. E le voci di corridoio dicevano: un libro così, un esame così lo si studia almeno in 2 mesi, non si può mettere meno di 2 mesi a studiare un libro così, è impossibile. Quella era la voce di corridoio. E altra voce di corridoio: se tu prepari questo esame, si chiamava Fondamenti, non puoi fare anche l'esame di fisiologia perché sono troppo strong, troppo difficili insieme, è impossibile. Ebbene, in 15 giorni con le tecniche giuste l'ho preparato, ho preso 27, non per dirti che sono brava. Il messaggio qual è? Il messaggio è questo: sii sordo a ciò che la gente comune dice, perché spesso sono false credenze. Io se penso di potere e ci metto il cuore, probabilmente spesso ci posso anche riuscire. E cos'è che vuoi riuscire a fare? Cos'è che vuoi fare che ti porta a essere come un calabrone che non sa che non può volare, quindi vola lo stesso? A te la risposta. Ciao, da Nicoletta è tutto. Ciao ciao, ciao.